Scatman's World. Bene ragazzi, tutto il comandone veneziano, Gran Premio di Suzuka, Fioi e 17° posto in griglia, veramente due qualificazioni veramente sgangherate per veneziano, pole position per Hamilton, secondo Kimi, tutto normale qua in Giappone, ma veramente ho cannato due qualifiche nelle ultime due gare. Speriamo che il magic moment non sia finito, abbiamo ancora un buon vantaggio con 28 punti sul secondo e più di 40 sul terzo, quindi non siamo messi male, però dobbiamo svegliarci perché non possiamo fare queste qualifiche. Le possibilità di fare incidenti si moltiplicano così. Mamma mia, questa è anche una curva difficile. Mamma mia, Suzuka è anche complicata. Partire qua, non... mamma mia. Guarda ora come inchioda quel coglione di Maldonado. Vardio. Merda. Malissimo, raga, malissimo. 13esimi. Imbottigliati. Non è prevista pioggia, poca pioggia in questo mondiale. Vara. Ma stai zitto. Mamma mia che inchiodata. Qua sorpasso da Cineteca. Dai ragazzi, dai. Ma non si può. Vedi quando ho la fretta di recuperare, queste sono le stronzate del Kume. Tutorial su come fare stronzate. Qua in Giappone rischio di perdere molte posizioni, Dai, Kume tira la cannone. Chicane storica questa. Dai, se non c'è il passo, Se le gare favorevoli sono un po' finite, dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare molto attenti. Devo tenere ancora un po' la miscela così perché... non possiamo arrivare ai decimi, perdiamo troppi punti, riapriamo tutto. Perché i mondiali del comandone sono così, Sono sempre stati così. Dai, cazzo, dai. Ah, errore. È finita. Ma porco... Che brutto incidente, stai bene? Ecco, ritirato. Niente, non posso riavviarlo, sapete. Incredibile. Gara finita, parcheggia e spegni il motore. Va a vincere Hamilton, tutto da rifare. Meno 10, meno 18. E meno 39. Vabbè, andiamo a vederci le qualifiche. Terzo ritiro purtroppo, sapete che io non riavvio mai. Non ci voleva proprio questo, andiamo a fare le qualifiche. Eccoci qua ragazzi, siamo a Austin. Spariamoci queste qualifiche insieme. Però l'amarezza è tanta perché in Giappone potevo far sicuramente meglio. Un errore mi ha portato a un ritiro vergognoso, vabbè. Terzo ritiro stagionale. Tipica sfiga comendiana. Tra le più tipiche forse. No. Ecco, tutorial su come uscire di merda da una curva. Vai. DRS e vai. Poi dobbiamo fare una gran qualifica, dopo due qualifiche scandalose. Assolutamente recuperare. Non è prevista pioggia neanche per sta gara, Veramente meteo perfetto. No, ok. Perfettus. Quando chiaramente ho un ritiro porto sempre le qualifiche così da non fare un video troppo corto.
Non siamo andati male in questa prima parte. Qua ci sono anche incidenti, detriti in pista. DRS, devo guardare perché non ho il conta chilometri, quindi... Madonna, sto stronzo! Mamma mia che lento! Io denaro mignotta, oh. Probabilmente quello che ha rotto l'alettone. Che pole position per Gigi. Attenzione, superato da Nico Rosbiff. Nuova pole per Rosbiff. Non lo so. Non riesco a decifrarlo questo giro. Non c'è più ritmo in qualifica, non c'è più ritmo. No, in realtà secondi, cazzo buono. Vai, prendiamo l'ultimo giro. E poi a casa. Finalmente siamo tornati un po' in qualifica, cazzo. Questa è già una gara più favorevole comunque, qua ho esagerato un pochino. Però non è andata male, bravo pure. Possiamo tirarla al massimo. Qua si può vincere, Possiamo vincere Austin, sì sì. Il come può vincere Austin. Dopo 2 gare sfortunate, diciamo che comunque in Malaysia è andata bene ai podi, poteva essere secondo posto però. In Giappone invece niente, non è più una gara, anzi non è mai stata una gara particolarmente felice per il Come. Anche se ho vinto, mi ricordo, su Formula 1 13, mi sembra la prima gara con la Sauber, ma in condizioni strane, con la pioggia, me la ricordo quella gara. Sembra che stiamo girando molto bene, sì, 7 decimi di migliorato. Sì, ciao. Scusate ragazzi. Questa potevamo prenderla meglio sicuramente. Dai ragazzi, su. Ok. Forse è Paul. Forse sì, è Paul, è Paul. Yes. Pole position. Congratulazioni, hai guidato alla grande. Sì, bel giro. Metterti in gara. Buon giro del talentissimo. Bravo Vettel. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Prossima gara, Austin, pole position. Ciao!